E poi il cantiere del nuovo presidente, il programma, le forze ardeatine richiamano l'unità contro il terrore e prepara i punti chiave del discorso di martedì. L'impegno a essere garanzia per tutti, la spinta sulle riforme e la necessità di superare le debatturali. E poi ci sono le foto di tutti i presidenti praticamente, da Enrico De Nicola, Luigi Naudi, Giovanni Gronchi, eccetera, eccetera, eccetera. Il più decente dal mio punto di vista, l'unico che mi ha rappresentato è stato Sandro Pertini, che è stato presidente dal 1978 al 1985. E poi abbiamo un napolitano, prima di Mattarella, un Napolitano 2, un Carlo Azeglio Ciampi banchiere, un Oscar Luigi Scalfaro, un Francesco Cossiga, e va bene. E poi vediamo ancora il Corriere, vertici segreti, tattiche e calcoli, il puzzle del voto durato 3 giorni, la sicurezza del PD, il centrodestra sbandato fino all'atmosfera calda di Montecitorio. Vabbè, insomma, c'è tutto un po' di sottotitoli qua. Il vice segretario, tutto a inizio mercoledì sera, con Guerini che dice si parte e si arriva con Mastella. Si riferisca al PD, il vice segretario del PD ovviamente, l'ex presidente, e per convincere Alfano al sì venerdì fa da mediatore anche Napolitano, perché Alfano non era convinto e Napolitano li ha convinto dandogli probabilmente delle garanzie. Ma prima o poi, signori miei, si andrà a votare e prima o poi il popolo deciderà, e non credo che deciderà di votare Alfano, che ha subito tutto proprio pur di mantenere la sua poltrona da ministro. Questo Alfano per adesso non fa i conti, perché in politica si evita di pensare al domani. Purtroppo per loro signori in politica e nella vita c'è sempre un domani. Ora arriva per il governo l'inevitabile chiarimento, il bivio delle regionali. Il premier vorrà sapere se Alfano sarà con lui al voto di primavera, ci saranno il voto in primavera e anche, se non vado errato, in Veneto, e a quel punto lì Alfano deve scegliere, lo sa con la destra, il centro-destra, lo sa con il centro-sinistra, un centro-destra di la verità molto. C'è anche una parte di Forza Italia che ha votato Mattarella, quindi qua i conti, la Lega può prendere schiaffi dai suoi cosiddetti alleati e poi andare avanti a allearsi, non esiste al mondo. Quindi queste elezioni, dal mio punto di vista del presidente, questi voti di Forza Italia avranno un peso nelle politiche, ovviamente, nella politica italiana, per quanto riguarda quantomeno il centrodestra. Renzi celebra l'arbitro galantuomo, riforme avanti, i forzisti decidano. Ma quali urne anticipate, dice Renzi, si vota nel 2018, Berlusconi circondato da persone poco costruttive, perché chi è poco costruttivo sono quelli che non hanno votato per Mattarella, secondo Renzi. È evidente, dipende da che punto di vista lo guardi, no? Per me è poco costruttiva chi ha votato Mattarella, che ha tradito il centrodestra per ovviamente Renzi, è tutto il contrario. L'ex cavaliere con il partito a pezzi aspetta un gesto dal leader PD, un segnale concreto per tornare a collaborare, ma l'emergenza è ricompattare Forza Italia. E poi c'è Fitto, che ovviamente è l'opposizione interna a Forza Italia, la minaccia di Fitto: Silvio azzeri tutti o andremo alla conta. Poi ancora, vedete, l'effetto Mattarella, l'effetto Presidente della Repubblica votato da questi signori qua, ha in effetti provocato un piccolo grande terremoto all'interno del centrodestra. Ha spaccato totalmente Forza Italia e sta spaccando ovviamente l'NCD. E in effetti è NCD nel caos e Sacconi si dimette.
L'ex ministro lascia l'incarico di capogruppo. Salta Martini verso la Lega, la rabbia di De Girolamo. Anche chi ha detto sia Mattarella chiede la verifica di governo. Quagliariello, bisogna chiarire. Ecco, salta Martini verso la Lega, ma non è che la Lega sia un treno, non è che uno dice, beh, io entro in Lega, perché molti idioti oggi, scusate il termine idiota, ma sta bene alle persone che la pensano così, dicono, ma io non mi trovo bene nel mio partito, quasi entro in Lega, ma non è così facile, così immediato, non è che uno che in Lega si entra così. La Lega è dei leghisti, non è della gente che ha perso il posto a fare, che è stato segato nel suo partito, che è stato messo in minoranza, pieno perché qualcuno ed è rimasto fuori. L'ex manager lancia Italia Unica, la sua start-up politica nel programma bonus figli e tagli dell'IRPEF. Il nome originale, Italia Unica, un nome che non avevamo mai così provato a immaginare. Italia, Forza Italia, eccetera, eccetera, insomma. Alfano si chiede un successo di Matteo, lo vedremo su Italicum e Senato. I fatti del PD sono imperscrutabili, da noi nessuno sconto su Jobs Act e banche, l'ha già fatto sconto, più di quello si è venduto tutto, non ha più niente da dare il caro Alfano. Oltretutto, sull'Italicum probabilmente cercheranno di fare la soglia di sbarramento al 2%, perché Alfano perderà tutto il partito così, e quindi non si sa bene, forse raggiungerà il 2%, quindi cercheranno di abbassare la soglia di sbarramento, oppure di non metterla neanche per far entrare Alfano, perché questa è la vera preoccupazione del signor Ministro dell'Interno. Insomma, vediamo un po' il nuovo presidente, a pagina 12 del Corriere. Da pubblico ministero fu il primo ad occuparsi dell'assassinio di Piersanti. Oggi dice, muovete complesso, non è stata fatta piena luce. Il mistero, dai depistaggi ai sicari rimasti ignoti, il dubbio di Grasso sul delitto solo mafioso del fratello del nuovo capo dello Stato. Come qualcuno saprà, era stato ammazzato, assassinato il fratello dell'attuale capo dello Stato e come al solito sembra ascritto al delitto di mafia e come al solito dei grandi misteri dell'Italia non si svela niente perché forse si vanno a toccare delle cose che è meglio non toccare. Poi c'è adesso tutta questa apologia di Mastella, le gite in gruppo, il gelo con Sciascia, gli anni della primavera di Palermo, e poi c'è Sergio Mattarella con i figli Bernardo e Francesco, la nipote Maria Laura, eccetera, eccetera, eccetera. E poi l'amico Barucci, l'amico del nuovo presidente, dice un uomo solido, capisce gli altri e sa ascoltare, praticamente il meglio del meglio che l'Italia si potesse aspettare. E vediamo un po' cosa succederà dopo, però. Jobs Act, delega fiscale e banche popolari, le riforme alla prova dei nuovi equilibri, perché evidentemente questo ha dato uno scossone agli equilibri consolidati. E poi c'è purtroppo l'ISIS, decapita il secondo giapponese, il jihadista inglese John nel video con l'ostaggio. Siamo assetati del vostro sangue, è stata inutile la trattativa avviata dal governo di Tokyo attraverso la Giordana, e un altro ostaggio è stato decapitato dall'ISIS, questa volta è un secondo ostaggio giapponese. E poi ancora vediamo quel che ci interessa da molto vicino, anche se è all'estero. Merkel, niente sconti sul debito greco, e Tsipras telefona a Draghi, troviamo una soluzione che dia benefici per Atene e per l'Europa. Vediamo se c'è ancora qualcosa di interessante sul Corriere. C'è una cosa di Milano, assalto al banco, banda di nomadi fa esplodere la cassa automatica di una filiale alle porte di Milano, intercettati dai carabinieri, scappano su un'auto rubata
e si schiantano sulla statale Paullese. È una banda di nomadi, ma pensavo fosse una banda di milanesi, invece sono nomadi. Ma guardate un po' a volte cosa penso io nei confronti dei milanesi. Vabbè, insomma, lasciamo qua il Corriere della Sera per prendere la Repubblica. La Repubblica, l'Italia di Mattarella è il 12° capo dello Stato, eletto al 4º turno, sfiora i 2/3 con 665 voti. Evidentemente, tanto per chi non l'ha ancora capito, i pochi, loro volevano essere sicuri di eleggere Mattarella al primo colpo. È vero che ha sfiorato i 2/3, però non l'ha avuto. Non potevano rischiare di proporre Mattarella il turno prima perché ci voleva la maggioranza qualificata, quindi sarebbe stato, come si suol dire in politica, trombato e quindi politicamente non più ripresentabile al turno successivo. Quindi hanno aspettato che si abbassasse il quorum per poter eleggere Mattarella con la maggioranza assoluta. Il primo pensiero alle difficoltà e alle speranze dei concittadini, poi l'omaggio alle ardeatine. L'NCD dice sì ma si spacca, Forza Italia sceglie scheda bianca, è caos, a decine tradiscono Berlusconi perché a decine hanno votato Mattarella. E poi vediamo un po' all'interno. Mattarella sfonda il quorum, ecco il nuovo presidente, penso a chi è in difficoltà, e poi va alle fosse ardeatine. E poi c'è i voti dei 12 presidenti. Il più votato è stato Pertini con 832 voti, poi Cossiga, in epoca in cui si voleva dare un segnale, era un periodo non tanto bello, e poi c'è stato Napolitano con 738, insomma il meno votato è stato De Nicola con 396. Comunque poi c'è poco da fare, a parte Napolitano, tutti democristiani ovviamente. E vabbè, insomma, andiamo avanti perché queste cose qua poi interessano soltanto le statistiche. Tra pianti di gioia e cravatte rosse, alla fine l'emiciclo scaccia l'incubo. Ha scacciato l'incubo di avere un presidente decente, non si capisce che incubo. Lo leggo quel che c'è scritto, l'emiciclo, quale incubo non si sa. Visi impietriti in Forza Italia, ma non tra i DC di lungo corso del centrodestra che forse non hanno votato scheda bianca, e forse i numeri sono numeri, se questi sono i numeri non è che si va molto lontano. Qualcuno del centrodestra ha votato il nuovo Presidente della Repubblica, non è un delitto, è un esercizio di democrazia, ma vi prego evitateci l'ipocrisia quantomeno. Ultimi spazi di goliardia, un voto a testa a Roby Facchinetti dei Pooh e a Nono Libero, alias Lino Banfi. Renzi, così ho giocato la partita più difficile. Sì, però a questo punto qua, piaccia o non piaccia, devo dare ragione a Renzi. La partita l'ha vinto, ricattando ovviamente NCD e qualche deputato e senatore di Forza Italia, perché si chiama ricatto, o voti così o si va alle urne, questo è il ricatto, e quindi ha vinto la partita, ha usato i mezzi che la politica gli permette di usare. Su questo devo dire che ha ragione, ha giocato la partita più difficile, l'ha pure vinta. Durante lo spoglio il leader rievoca la trattativa, ora il PD è l'infrastruttura del sistema repubblicano. Occhi bassi sui cellulari, scatta la corsa al tweet, capolavoro, viva l'Italia! Io enfatizzo evidentemente perché è molto importante il voto che c'è stato ieri proprio per l'Italia, e poi c'è il rilancio Italia, il viva l'Italia, il Forza Italia, il rialzati Italia, e tutta Italia, ma l'Italia è ferma, anzi sta andando indietro, ma fa niente, basta nominare l'Italia che scatta un bel applauso.
il 28 il secondo colloquio con Mattarella che risponde: sono a disposizione, ma se non dovesse andare io mi farò da parte. Mattarella il 28 di gennaio è stato interpellato, ma in realtà il pacco, come dire, l'accordo era già stato preparato prima. Lunedì eravamo incartati, quelli insistevano per Amato e Casini, ma noi avevamo in campo solo Mattarella. Queste sono parole di Renzi, ovviamente. Poi la svolta, martedì c'è stata la svolta, ha detto Pierluigi. Ho detto a Pierluigi, ecco, si riferisce ovviamente al segretario del PD, perché qua è un po' difficile sempre decifrare il Corriere. Su Sergio ritroviamo l'unità, quindi non erano uniti sui nomi di Amato e Casini. Poi il genio Renzi, perché voi non ci credete, ma Renzi è un genio, ha detto mettiamo un altro democristiano, Mattarella, e così Pierluigi Bersani è stato d'accordo, l'opposizione interna al PD è stata d'accordo e hanno votato tutti quanti contenti e felici. I comunisti hanno votato un democristiano. Incontro con Amato, Giuliano, non ci sono le condizioni, avevo dovuto consolarlo, per l'ex premier non è vero, gli amici non mi difendono, quindi Giuliano Amato un po' si è risentito, ha detto che gli amici non l'hanno difeso, non hanno difeso Giuliano Amato, perché ci teneva Giuliano Amato a fargli presidente del Consiglio, altro che, e si vede quando perdi se ci tieni o meno, quella è la tua reazione alla sconfitta, se ci tieni o meno un incarico. Quando vinci dice no, ma io non volevo, me l'hanno chiesto fortemente, l'hanno voluto, ma il regista mi sta chiedendo fortemente di andare in pubblicità. C'è un tempo per ripartire, per sorprenderci delle cose nuove, per tenere alto lo sguardo e per sentire la differenza. È il tempo di Peugeot 308, l'auto Europa. Scoprila con i nuovi motori Euro 6. E oggi Peugeot 308 1006 Blu HD, 120 cavalli e nuovo cambio automatico. E tu a €189 al mese. Informati su 308perte.it. Peugeot. Scade il 28 febbraio, TAN 3,99, TAG 5,49. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama all'800 700 860 800 700 860. Sei un imprenditore, un artigiano, un professionista e ogni giorno sei alle prese con contabilità, gestione IVA, tasse, fisco, F24. Non preoccuparti, a tutto pensa allo Studio Gabella. Studio Gabella, professionalità e competenza al servizio della tua attività. Chiamalo 02 48 95 15 17. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ed eccoci tornati in diretta, rassegna stampa domenicale, il day after e l'elezione del Presidente della Repubblica Mattarella. Ecco, tra mezz'ora apriremo le linee, ci potete chiamare allo 02 66 20 35 29, ripeto, 02 66 20 35 29 e potete mandare i vostri sms al 346 642 7756.
Ripeto, per i vostri sms potete chiamare al 346 642 7756. Ho il vago sospetto che ci parlerete del nuovo Presidente della Repubblica. E poi vediamo ancora le parole di Renzi, il giubilo, ormai il vincitore, qua è inutile dirlo, il vincitore è stato Matteo Renzi. Ho detto a Alfano che non poteva star nel guado, devi sciogliere tu il nodo, decidere e conquistare, tanto non si vota. In sostanza praticamente Renzi ha dato a Alfano l'assicurazione che sarebbe rimasto ministro dell'interno fino al 2018. E poi la dedica del nuovo presidente alla moglie e al fratello Piersanti: contento e preoccupato, vorrei un paese unito. In 18 a casa della figlia ad aspettare l'elezione, l'omaggio alle vittime del nazismo contro il terrore. E i reduci popolari, arriva dove Moro non ce l'ha fatta. Da Franceschini a Pistelli, la felicità degli ex PPI. Tabacci dice è la geometria della politica. Tabacci, che è un ex assessore di Milano e che ha fatto i suoi disastri a Milano, parla ancora. Cosa volete? Ma questa è la politica, c'è poco da fare. Peggio fai e più parlano di te, insomma, e più parlano in positivo, figuratevi un po'. La gioia del figlio, papà già al lavoro. La nipote di Mattarella, mio zio sarà all'altezza. Maria Falcone è un simbolo come Giovanni e Palermo esulta per l'elezione. Padre Sorge dice: senza Sergio questa città non sarebbe rinata. Ma allora io dico, se fosse così bravo, ammesso che sia così bravo, voglio seguire queste testimonianze. Se fosse, ma perché non è stato eletto prima? Perché abbiamo dovuto sorbirci un Napolitano 2 o un Napolitano 1? Perché questo Messia non è stato eletto 2 anni fa o 7 anni fa, mi chiedo? E non sono in grado di rispondere loro signori, evidentemente. C'è il fioraio di famiglia, depone una corona dove fu ucciso Piersanti, il fratello di Mattarella, di Sergio Mattarella, non posso dimenticare. E il barbiere stappa spumante, evidentemente è poco felice l'accostamento fatto da Repubblica, il fioraio che depone una corona di fiori dove è stato ucciso Piersanti, il fratello del nuovo Presidente della Repubblica, e il barbiere che stappa spumante, evidentemente questi non, insomma, stendiamo un velo pietoso. Napolitano lo accoglie, torna al Quirinale per un abbraccio e qualche consiglio. Piccolo strappo al protocollo nel passaggio di consegne, la felicità del predecessore è una garanzia per le riforme. Un incontro aperto di mattina prima del sociale a cui non penso parteciperò. E questo dice l'ex presidente Giorgio Napolitano. Sergio è una grande personalità, la maggioranza qualifica tutte le aspettative. Gli consegnerò il collare di Gran Croce e i dossier rimasti aperti su Grazie, riforme e CSM. Ecco, sulla Grazia c'è Berlusconi che in trepida attesa, dice magari c'è la grazia anche per me, questo è il prezzo per non aver troppo intralciato. Silvio, la sei lunga. Walter Veltroni, Mattarella è una figura di garanzia e sarà il presidente di tutti, l'hanno detto per tutti i presidenti questo, tutti, anche della Lega e del Movimento 5 Stelle. Decide che non va bene, insomma, Veltroni è un ottimista. Il fatto che sia circolato il mio nome mi ha fatto piacere, ma io non ho sollecitato nessuno, anche perché nessuno ti ha votato, per cui non ho chiesto ruoli, dice sempre Walter Veltroni, gli hanno dedicato una pagina intera su Repubblica. Internazionali o nazionali, come legittimamente hanno fatto altri. La mia candidatura avrebbe diviso?
si chiede Walter Veltroni. Non vedo questo problema, non ho sentito questo clima di rivalità. Come a dire, se avessi voluto sarei diventato Presidente della Repubblica. Ma questo ci è o ci fa? Mi chiedo. Ora deve nascere un centro moderato. Non è un problema del PD, ma è un problema. Poi Bersani, qua non posso, avevo già girato a pagina, ma la rimetto perché non posso non dirla. Bersani dice archiviati 101, i famosi 101 che avevano bocciato la candidatura di Romano Prodi per le scorse elezioni 2 anni fa, e poi arrivarono a individuare come Giorgio Napolitano bis il Presidente della Repubblica. E poi c'è l'ira di Berlusconi contro l'avversario traditore. Lo sapeva che doveva essere tradito, era scritto, e adesso è iroso, caro Silvio, però vedrai che se nel dossier delle grazie c'è la grazia anche per te, l'ira scompare, tranquillo. Deluso da Letta e Verdini, ma su Nazareno non rompo, vedete? Allora, sull'accordo che poi dovrebbe portarlo alla grazia, lui non rompe, è ben saldo, e ci mancherebbe. Alle 9 telefonata al candidato, qualcuno dei miei ti darà una mano nel partito e resa dei conti. E poi ancora l'intervista a Saverio Romano, ho disobbedito per responsabilità, il mio sì a Mattarella per motivi di coscienza, ma ora stop al Nazareno. Questi continua a dire l'ultima volta che obbedisco, l'ultima volta che è l'ultima volta che vanno avanti. Lui, questo signore qua, Francesco Saverio Romano, tanto per sappiate chi è un deputato di Forza Italia e ha riconosciuto di aver votato Mattarella e per motivi di coscienza, perché sapete, tutti hanno una coscienza. Quando votano per mantenere i ladri in Parlamento, quando votano contro l'autorizzazione a procedere, non c'è motivo di coscienza, ci sono motivi politici, ma lo capite? Ma ci rendiamo conto con chi abbiamo a che fare? Ma ora stop al Nazareno, dice quello che ha votato questo signore siciliano che ha votato Mattarella, no? Per coscienza la votata politica. Vabbè, andiamo avanti, inutile farci il fegato. Caos NCD dopo il sì, Sacconi si dimette, i big contro Alfano, Quagliariello e Cicchitto attaccano la virata del leader, l'ex ministro De Girolamo potrebbe lasciare il partito. Quando sono ex lasciano il partito, no? Quando gli incarichi nessuno molla, attaccati alla cadrega. E poi vediamo il personaggio, il ministro dell'interno dice Renzi non mi ha mai chiesto di dimettermi, ma continuava a dire che non potevamo votare in maniera difforme, nel senso che gli ha detto se non voti Mattarella ti caccio, è ovvio, se lo voti puoi rimanere a tuo posto, ma io non ti chiedo di dimetterti, vedi te, è una scelta di coerenza, scelta di onestà intellettuale, di onestà politica. C'è chi sceglie fa una scelta e c'è chi ne fa un'altra. Alfano ha scelto diversamente della coerenza, eccetera, 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 insomma. E non è colpa nostra, ha votato lui così. E in effetti vediamo un po' come si giustifica il ministro dell'interno. Dice, ho cambiato idea, perché non potevamo lasciare che Mattarella finisse nelle mani delle sinistre, quindi l'ho votato anch'io, se no l'avrebbero votato solo gli altri e non avrei partecipato al banchetto. Quando ho parlato con Napolitano, continua il ministro dell'interno, avevo già deciso il voto a Sergio, quindi non mi ha convinto Napolitano, ho deciso di testa mia. Poi dice, io avevo proposto Casini e l'ex Cavaliere, no, e l'ex Cavaliere voleva Amato, non erano due marziani. Tanto per dire, io avevo il mio candidato, non l'ho votato, neanche l'ex Cavaliere ha votato, insomma voleva Amato, ma niente da fare, per cui ho scelto Mattarella. Siamo un partito molto giovane che paga la sua prima esperienza presidenziale, no, paghiamo le cadreghe, cioè paghi le cadreghe, cioè, ma è chiaro, è evidente a tutti, non è che bisogna essere dei geni o dei maldicenti
come l'Andrea Ancona della Lega Nord, ma è evidente, hai salvato la tua cadrega, va bene, cioè, devi campare la famiglia. Continuiamo con questi luoghi comuni, o da campare la famiglia. Angelino ci ha spostato a sinistra, ora potrei andare con Salvini, intervista a Barbara Saltamartini, mi dimetto da portavoce. Ma il discorso per la signora Barbara l'ho fatto prima, non è che la Lega sia un treno che dice mi sono stufato, questo treno dove ero non mi porta da nessuna parte, adesso salto su un altro treno. Non è proprio così, non è automatico. Anche a quelli che in Consiglio di Zona 3 dicono ma io vorrei, penso di entrare in Lega, fatti prima un bel annetto al gruppo misto e appoggia la Lega, dopo ne parliamo. Non è che si salta sul treno perché il tuo è perdente, il tuo è su un binario morto. È quello che succede in Parlamento, quello che qualcuno vuol far succedere a tutti i livelli della vita politica e dell'opposizione in Italia, che è fatta solo dalla Lega e in parte anche da Fratelli d'Italia. Movimento 5 Stelle, Fico nega il KO. Ancora irrilevanti, li abbiamo costretti ad alzare la qualità. Io non capisco questi qua cosa vorrà dire. Li abbiamo costretti ad alzare la qualità, nel senso che Mattarella, secondo questo Roberto Fico, del direttore del Movimento 5 Stelle, e dice li abbiamo costretti ad alzare la qualità, ma la qualità la alzi con altri nomi, caro Robè. Vabbè. Poi c'è l'annuncio di Passera che vara Italia Unica, startup della politica, e evidentemente Passera, che ha fatto il ministro, non può stare lontano dai palazzi, quindi vuol tornare a tutti i corsi. Iniziali, punti, on e prof, ecco il codice enigma per riconoscere i voti e smascherare i cecchini, e in effetti dovrei scrivere soltanto il nome. Se c'è qualcosa di più del cognome, evidentemente il voto può essere, anzi è riconoscibile, pertanto dovrebbe essere annullato, ma qui pur di vincere non si annulla un bel niente. Io lascerei Repubblica perché vorrei vedere adesso qualche giornale di centrodestra. Prendo Il Giornale, Mattarella presidente, ammucchiata con feriti, governo e riforme escono a pezzi dall'elezione del Colle, sinistra illusa e già abbandonata, NCD in frantume, Forza Italia in ordine sparso, Renzi cerca di rattoppare ma sarà dura, così titola Il Giornale. Berlusconi non si arrende, sapevo, il dialogo resta. E poi c'è Vittorio Feltri che fa la sua testimonianza. Cosa significano quei voti per me? E poi vabbè, chi vuol sapere di più, perché non abbiamo tempo di leggere, vedrete cosa dice Vittorio Feltri sui voti per sé. Mattarella pilotato sul Colle, già studiato il discorso di Mattarella, unità. Le prime parole da capo dello Stato, penso alle difficoltà degli italiani, poi visita le fosse ardeatine, l'apprezzamento per le parole di Berlusconi. Ho seguito lo spoglio in famiglia, dice il neopresidente, ci siamo commossi. Voglio dire che non sei in famiglia, non siete gli unici a piangere, anche tanti italiani hanno pianto. Dietro il Luca austero la frugalità monacale torna a sventolare la bandiera della vecchia sinistra DC. E la panda grigia, la figlia è una panda grigia, pensate, l'auto della figlia lontana dai macchinoni presidenziali. Poi c'è il barbiere di fiducia, adesso ci sono i Mattarella Boys, dove ogni settimana Mattarella si fa curare la chioma candida. Il capotto scuro da anni accompagna il presidente nelle sue uscite.
Il clima di paura in aula, Renzi fa segnare le schede per poter controllare tutti, da Mattarella S a On Mattarella, ogni voto è riconducibile a un gruppo, un sistema imposto dal Premier contro i franchi tiratori. Ecco, ci siamo capiti, quindi se tutti quanti in mezzo scrivono Mattarella, il voto non è riconoscibile. Se io ci metto onorevole, senatore, ci metto qualcosa vicino, evidentemente identifico il mio voto. Questo è il modo in cui insomma si possono, uno dei modi che indica Roberto Scafuri, il giornalista del giornale, indica per come si sono potuti controllare i voti. Si possono controllare i voti. In Forza Italia 36 disobbedienti lasciano le impronte digitali. Alcuni grandi elettori azzurri avrebbero votato onorevole Sergio Mattarella anziché scheda bianca. Fitto, basta nazzarenate, Brunetta attacca il Premier, in balia di un dittatorello di provincia. Però Brunetta, amico mio, dovresti guardare a casa tua. A casa tua ci sono stati 36 franchi tiratori. E il tuo presidente che continua a andare d'accordo con il presidente del Consiglio, non sono lì, non guardare, gli altri fanno il loro lavoro. Ma se il mio avversario mi va contro, come succede in Consiglio di zona, sono l'unico antagonista del presidente di zona, sono l'unico antagonista del presidente di zona, lo ripeto, no? Ma è evidente che quello attacca a me, espelle me, mi ha di nuovo espulso, appena provoca mi butta fuori, ma è evidente, no? È evidente che il mio avversario gioca contro di me, mica posso dire mani di squadra che devono giocare con me, non i miei avversari, caro Brunetta. Berlusconi però non si arrende. Sapevo, il dialogo resta. Il cavaliere deluso da Renzi che non ha mantenuto i patti, ma continua sulla strada delle riforme. Le riforme che vuole Renzi, io continuo sulla strada di fare le riforme che vuole quell'altro, no? E io sarei all'opposizione. Poi scrive a Mattarella, complimenti e auguri sinceri, Dio lo protegga. E questa chiamata a Dio inusuale, nel senso che va bene. L'aria è cambiata, Totti avverte, faremo le nuove leggi, ma il clima non è più di fiducia. Anche l'oppositore interno a Forza Italia, quindi non d'accordo sugli accordi con Matteo Renzi, dice faremo le nuove leggi, ma le nuove leggi, anche caro Totti, che insomma, io mi ricordo tanto il salumiere sotto casa mia, Totti. Caro Totti, ma ti voglio dire che le leggi le fai se hai una maggioranza, e la maggioranza la fai, ce l'hai se sei insieme a Renzi. Quindi se vuoi fare delle nuove leggi, le fai con lui e le fai le sue di leggi, non le tue, ammesso che tu abbia qualche legge in testa da fare. E poi invece Maurizio Gasparri è un altro personaggio. Gasparri è un ex del movimento sociale destra nazionale, quindi un ex, un post-fascista, si sarebbe detto in altra epoca, no? E che poi è passato in Forza Italia, è sempre stato diventato, a un certo punto si è convertito berlusconiano di ferro, che dice va tutto bene, tra poco avrà la stessa cadenza di Prodi, e fa il paciere, butta acqua sul fuoco, magari ha votato anche lui Mattarella, dice ci siamo divisi ma senza traumi, non è successo niente, va tutto bene, rimango parlamentare, non c'è problema. Il senatore di Forza Italia, Giovanni Gasparri, i nostri franchi tiratori non sono stati più del 20%, si potrebbero individuare facilmente. Dice, vabbè, un 20% del partito ha tradito, ha fatto un'altra cosa, ma non è successo niente, va bene. Il ruolo dell'arbitro, sempre secondo il magnifico Maurizio Gasparri, la sinistra democristiana ci è sempre stata ostile, speriamo di essere smentiti. E poi rispetto al patto del Nazareno, ci siamo fidati troppo, ma mollare le riforme sarebbe uno sbaglio. Cioè mollare le riforme che vuole Renzi sarebbe uno sbaglio.
E poi c'è Saverio Romano, l'ex ministro, che dice sì, l'ho votato, è un DC come me. Ma allora se è un DC come te, perché non vai nella nuova DC, se sei un DC e non sei un FI? Mi domando io, ma per coerenza, non perché mi voglio fare i fatti vostri interni, ma per coerenza dovresti andare di là. Il fitiano Saverio Romano, il partito va azzerato, via i capigruppi, ricucire con Alfano è un errore. Ma come? L'hai votato il suo Presidente della Repubblica? Io mi appello veramente agli ascoltatori, ma vi rendete conto di che cosa dicono? Ma vi rendete conto? Questo qui che vota il Presidente Mattarella, che perché un DC come lui dice bisogna azzerare i capigruppi, i vertici del partito in Camera e Senato, ricucire con Alfano è un errore, Alfano che ha votato come me Mattarella. Cioè siamo veramente alla comica. Cioè soltanto, ma non so, solo un idiota può prendere sul serio certe frasi, non dico le persone, ma almeno le frasi. Le persone, io critico l'atteggiamento delle persone, non le persone. La persona può essere intelligente, ma se poi esce, fa delle uscite così, è un disastro. NCD esplode sul sia l'ex DC, tirare di crisi nel gruppo, vi danno i posti, tranquilli. Sacconi lascia, la De Girolamo vuol dimettersi da capogruppo, vuol dimettersi, avete sentito, cioè non si è ancora dimesso, vuol dimettere, poi la convincono per il bene del partito, per il bene della nazione, rimango capogruppo del partito. Si profila il ritorno in Forza Italia, dice per De Girolamo, via pure la Saltamartini e Alfano ride, gli italiani possono gioire. Non ho parole. Poi passerà contro tutti, non a sinistra e populismo, attacchi al Premier, alla Lega e a Forza Italia e strizza l'occhio ai popolari di Mauro. Praticamente lui ha un partito che forse fa lo 0,001% e strizza l'occhio al partito, alla formazione che fa lo 0,001%, così insieme faranno lo 0,002%, praticamente neanche un prefisso telefonico. E vediamo ancora sempre il giornale, il Premier incassa e riapre l'appello al Cavaliere. Renzi si gode il trionfo senza replicare alle punzecchiature di Bersani, con le riforme avanti comunque, ma io scommetto sull'apporto di Forza Italia, si voterà nel 2018. E poi ancora la minoranza del PD all'assalto e tutto torna in discussione. Se il centrodestra dovesse sfilarsi, il Premier sarebbe costretto a cedere sulle riforme per restare in piedi. Dalla legge elettorale al fisco e al lavoro, ecco cosa può essere stravolto. Francamente, ma voi pensate che possa essere stravolto qualcosa da questi signori che si alleano per votare un Presidente della Repubblica che non vogliono? Ma voi pensate che sia possibile questo? Secondo me no. Allora, vediamo un po' l'intervista di Matteo Salvini, questo è più interessante. Il futuro, dice Matteo Salvini, possiamo parlarne con Berlusconi. Il leader leghista, secondo questo, allora, tengo a precisare, sto leggendo il giornale di Silvio Berlusconi, che dice, che titola, perché questi sono i titoli, poi magari se qualcuno vuol comprarlo, vedete che magari ci sono delle grosse differenze rispetto ai titoli e ai sottotitoli. Il leader leghista apre all'alleato storico. Dalle grandi sconfitte nascono le grandi vittorie. Il capo dello Stato, si chiede Salvini, un vecchio DC. E su Mattarella, uno che ha affossato il referendum su legge Fornero, mi provoca un incazzo bestiale. Poi la strategia, parliamo a milioni di italiani che non vogliono morire renziani. Alfano ora vada a festeggiare con la Bindi. E poi c'è l'intervista a Matteo Salvini che non abbiamo tempo di leggere, ma appunto invito, poi magari ci sarà su YouTube da qualche parte, se non volete comprare il giornale potete vedere da tutte le parti come faccio io, sul web c'è tutto.
E poi c'è l'altro, il grande sconfitto oltretutto, no? Quello che diceva apriremo il Parlamento con un apriscatole, eccetera. Grillo si scopre inutile e prende un'altra battosta. Tra delusi e complottisti sul blog, il comico prova a correre ai ripari. Evitati i guai peggiori. Praticamente un partito sfasciato, non lo controlla più e parla ancora. E poi c'è Vittorio Feltri che dice che cosa significano quei 46 suffragi per me nella corsa per il Colle. Lega e Fratelli d'Italia hanno saputo resistere alle sirene renziste nel nuovo centrodestra, potrebbero valere il 20%. In effetti la Lega ha indicato di votare Feltri proprio per marcare che nessuno della Lega ha votato per il signor Mattarella, perché sapete, poi quando il voto è segreto qualcuno ha il coraggio di dire ma l'avete magari votato anche voi, magari qualcuno di voi. Allora, bloccati sul nome di Feltri, i leghisti hanno dimostrato di aver votato Feltri e non Mattarella, Rodotà, Imposimato, piuttosto che scheda bianca, insomma. E comunque Rodotà ha preso 17 voti, Stefano Rodotà. E vediamo un po' cosa ci dice ancora qui. Niente di interessante sul giornale. Vediamo un po'. Adesso Libero, prima che mi sia interrotto per la pubblicità. Amen. Scrive Libero: Mattarella è stato eletto, il centrodestra si è suicidato, Berlusconi e Alfano si sono infilati nella trappola di Renzi senza lo straccio di un piano B e ne sono usciti perdendo la faccia e spaccando i loro partiti. La sola consolazione è che peggio di così non si può fare, bisogna rifondare sulle macerie e sperare che il presidente triste dica qualche no al premier, e quindi è indicato come presidente triste il nuovo presidente Mattarella. E poi vediamo all'interno, prima che il malvagio regista mi faccia segno della pubblicità e mi interrompa, schede firmate, Mattarella eletto anche coi voti dei traditori del Cavaliere. E poi la prima uscita, abbiamo detto, lo sapevo, il crudele regista mi dice che tempo di pubblicità. C'è un tempo per ripartire, per sorprenderci delle cose nuove, per tenere alto lo sguardo e per sentire la differenza. È il tempo di Peugeot 308, l'auto Europa. Scoprila con i nuovi motori Euro 6. E oggi Peugeot 308 1600 Blu HD, 120 cavalli e il nuovo cambio automatico. E tu a €189 al mese. Informati su 308perte.it. Peugeot. Scade il 28 febbraio, TAN 3,99, TAG 5,49. X è una potenza. X è un fattore che ti rende unico. X è il segno di una scelta. X è mistero, X è trasgressione, X è sexy. X è un momento che non può aspettare. Fiat 500X è arrivata. Più grande, più potente e sempre pronta all'azione. Scopri il crossover Fiat disegnato, progettato e costruito in Italia. Vieni a provarlo anche sabato e domenica in tutte le concessionarie Fiat. Mi chiamo Simone De Angelis e questa è la mia officina. Aiuto i miei clienti a ottenere le massime prestazioni dalle loro auto. Quando ho finito la messa a punto, consiglio di usare con regolarità il Supreme Diesel, perché contribuisce a pulire ulteriormente le prestazioni del motore. Nuovo Isso Supreme Diesel. Te lo consiglia Simone. Provalo subito. Limitazioni e condizioni su carburanti.esso.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ed eccoci tornati in diretta, al microfono Andrea Ancona, in regia Giulio Cesare Carnelli, e potete chiamarci allo 02 66 20 35 29, ripeto 02 66 20 35 29, e per i vostri sms al 346
64 277 56, ripeto 346 64 277 56. E leggo gli SMS che sono arrivati, vediamo un po'. Medicina e radioterapia, bevo come un porco e fumo come un turco. Vaffanculo tu, voi e la tua non so, e la tua coglioneria, non sono una macchina, sono le tue considerazioni, certo, il mistero che vive, ma con noi mi porta via, pazienza, vuol dire che sta delirando, va bene. Andiamo avanti. Signor Anconi, il suo umorismo verde Mastella è mostruoso, sono commossa, pelle unita, indivisibile, solidale, aperta, indipendentemente dalla nostra influenza. Poi senza le nostre azioni sarebbero ancora i tempi della ruota. E poi parliamo delle brave persone comuni, per esempio lei, signora Ancona, grazie per l'impegno, la capacità e la passione. Silvio di Brescia, ringrazio, troppo buono, ci sono altre cose che mi riguardano ma c'è gente che non c'è niente da fare. Oltretutto, quel che mi fa pena, mi fate veramente pena quelli che criticano così, perché non è una critica costruttiva, che siete mandati da altri, questo lo so bene, non è neanche farina nel vostro sacco. Ancona tu, ma non dovevamo risentirci più? Povera Padania, andiamo su un'altra stazione e niente voti, amen. Caro mio, mi fai pena perché so che ti fanno scrivere altri, va bene, e prendiamo le due prime telefonate. Pronto? Sì, pronto. Sono Giuseppe dalla provincia di Lecco. Prego, buongiorno. Giuseppe, ciao. Complimenti per la trasmissione. Allora, sono molto contento che ho visto anche la qualità del reclame, dite come la Fiat e altre case, mi congratulo con voi perché questo vuol dire che porta soldi alla nostra radio e abbiamo consenso. L'altra cosa, vorrei parlare, ieri sera c'era porta a porta il camaleonte Vespa, che praticamente Salvini è stato grandissimo, solo che era solo, c'erano 5 grandi giornali che sono i servi del potere, i camerieri del potere, e ce n'era solo uno di Berlusconi. Noi abbiamo scelto Feltri, ma io direi, perché non creiamo un grande giornale con Feltri a capo? Io sarei disposto a staccare una buona somma per costui, perché se noi non abbiamo un editore, quando andiamo in questi salotti per bene, soccombiamo. Un'altra cosa, allora Renzi è andato nella pancia della balena bianca, come Pinocchio, no? Il Pinocchio è andato, li ha riescati. Ma guarda un po', queste persone sono state quelle che quando Borsellino e Falcone della Chiesa sono stati decapitati, sono stati loro il colpevole, e loro si vogliono fare questi delinquenti per buoni. Ragazzi, vediamo di fare qualcosa. Grazie, ciao. Grazie, prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, Andrea? Sì. Buongiorno, sono Vincenzo, buona domenica. Altrettanto. A sentire, Andrea, è stato riesumato un vecchio democristiano di sinistra, questi sono giochi di potere, le dico anche qualcosa in più, tanto non ci ascolta nessuno. Mi sembra che c'è stato un inciucio anche con Berlusconi, tra l'usurpatore e Berlusconi si sono trovati, 2 democristiani a confronto, per le televisioni e quant'altro. Comunque questo lo vedremo più in là. Ora la domanda che volevo fare a lei è che il popolo non conti più niente, e questo è fuori di dubbio, questa è una dittatura psicologica, subdola. La domanda che volevo fare a lei è questa: questo personaggio qua, Mattarella, usufruisce di un buon vitalizio, una buona pensione, parliamo di soldini, dei monumenti come giudice costituzionale. Adesso la domanda che faccio a lei è questa: rinuncerà per moralità rispetto a tanti poveri disgraziati che c'è in Italia in vari livelli, che devono campare con 287 euro o per lei con 1.200-1.300 euro? Per moralità riuscirà a rinunciare a qualcosa, oppure rimane sempre il compagno, quello che è mio e quello che tu è mio? Me lo dica lei. Buona giornata. Grazie. Guarda, rispondo subito, se no mi dimentico e poi magari qualcuno dice che non voglio rispondere. Secondo me no, non rinuncerà a niente di irrinunciabile, perché io non so bene esattamente com'è, ma forse
a volte le leggi dicono che devi rinunciare a qualcosa per legge. Allora, se fosse così, lui farà il beau geste di dire io ho rinunciato a questo, ma che è imposto dalla legge. Secondo me di sua spontanea volontà non rinuncerà a niente, ma però non è questo il vero problema di un presidente, di un politico, è quanto rende il suo incarico, cioè quanto bene fa la nazione o male fa la nazione, perché se una persona lavora bene, fa del bene, fa progredire una nazione, un'azienda, un'associazione, un'organizzazione, bene, si merita una giusta retribuzione. Se invece partecipa al fallimento di una nazione, di un partito, di una società, di un'organizzazione, evidentemente non merita nessun emolumento. Pronto? Pronto, buongiorno signor Ancona, Buongiorno. sono Paola da Gallarate. Prego, Paola. Due considerazioni. La prima, questo onorevole Mattarella proviene dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato palesemente che questo governo non è legittimo. Lui diventa presidente di un governo non legittimo che ha detto la sua Corte Costituzionale. Se lui fosse coerente, quando fa il discorso alla fine si dimette da questa carica, non rinuncia ai soldi, si dimette da questa carica, perché lui ha dichiarato con tutto il suo gruppo di Corte Costituzionale governo non è legittimo. Di conseguenza il primo passo che deve fare è questo, non rinunciare allo stipendio. Secondo, ieri nella prima dichiarazione ha detto che lui pensa a tutti gli italiani poveri e all'Italia unita, ma se lui ha bocciato con la sua corte il nostro referendum per aiutare gli italiani poveri, questo se ne deve andare a casa subito dopo che ha fatto il discorso di insediamento. Non so come la pensa lei, ma io sono incazzata nera. Arrivederci. Grazie, d'accordissimo con lei, sottoscrivo parola per parola, virgola per virgola, tutto quel che ha detto. Ottima osservazione, perché questo signore qua ha votato contro il referendum e questo signore qua aveva detto, tutta la Corte, che queste elezioni col Porcellum non era legittimo e quindi andava a cambiare, quindi illegittimo pure il Parlamento. Però è stato votato con i voti di questi parlamentari secondo lui legittimi. Pronto? Ciao, buona Padani ancora, sono Ciao Pagani, Intanto... insomma una voce amica, sono disperato. Ma perché? Dai SMS? No, ma figurati. Vai con Dante, non ti curare di loro, ma guarda e passa. Ma figurati. E poi ci aggiungi, e nel passare col colpati al trombetta, che legano Dante quei pezzi di merda lì. Scusa una cosa. Prego. Chi è Mattarella? Mattarella un parte l'ha detto la signora che mi ha preceduto. Sì, è triste e preoccupato per gli italiani, però ha postato il referendum che avrebbe potuto risolvere i problemi. Ma c'è di meglio. Quando questo signor Mattarella era ministro, dei governi Amato, eccetera, ebbe a dire che non esiste la questione settentrionale, sono tutte balle. E che inoltre c'è la favola che il nord paga più tasse. È un'altra favola. Questo è il signor Mattarella, ok? Poi volevo aggiungere, l'altra sera, sabato sera, c'era Salvini dalla Sciarelli, e hanno fatto vedere un'immagine che è emblematica. Formigoni e l'altro socio, Formigoni con una giacca lucida, la valigia in mano in mezzo alla strada, e il suo socio, anche lui emiliano, di cui non ricordo il nome, ma tutti e due democristiani. L'unica cosa che mancava era il copertone acceso. E poi, vabbè ragazzi, buona Padani a tutti e forza, teniamo duro, perché siamo gli unici degni di rispetto in quel Parlamento di M. Sì. Ciao, vieni anche tu al Palazzo della Radio, mi chiedono, no? Certo che ci sono. Benissimo. Che ci sono. Grazie, ciao, buona domenica, ciao. Pronto? Buongiorno ai presenti che ci ascoltano, un amore saluto e gentissime Padani, io sono visito ai mercati. Peccato che Pagani ha parlato prima, di solito mi riprende, dai, datti una licenza quando ho finito l'intervento di farlo rientrare e reprimermi. Stammi bene, tu ho sentito che sei tunisino, perché sei nato in Sono nato in Tunisia, sì. Ma i genitori cosa sono tunisini o erano lì a lavorare? Padre italiano e madre francese per servirti. E cosa faceva tuo papà in Tunisia? Ma senti, vuoi parlare di me? No, io sono curioso. Guarda, Luigi, se vuoi ti autorizzo alla redazione a darmi il tuo numero di telefono, mi chiami e ti dico tutto quello che autorizzo il regista. Io telefonavo invece per il musulmano, oramai diventato musulmano dentro, Salvini, che ha con due signori e due figli. Se c'è una terza di Islami, speriamo che non faccia anche un figlio con la terza. È musulmano dentro, Mohamed Salvini. Ho capito. Vorrei sentire il Signore, il giudizio del Signore.
Ma sì, vabbè, ti ringrazio, ma tu fai sgossip però. Gossip. Vabbè. Grazie Luigi, come ci sentiamo? Infatti chiamami. È pronto? Buongiorno. Volevo dire una cosa, ma il presidente che c'è ora, no? Non era quello che aveva votato contro la diminuzione delle paghe in Costituzione. E un'altra cosa, mi piacerebbe, no, che avvisaste quando c'è Salvini in TV, che non riesco a vederlo quasi mai. Grazie, ma sì, non lo so se i registi lo dicono in radio, poi in realtà, guarda, fortunatamente Matteo Salvini e la Lega, essendo l'unico oppositore grande, vero, del governo, in TV c'è spesso, per cui fate un po' di zapping e lo trovate, insomma. Comunque sì, la regia normalmente dice quando c'è Salvini o i nostri in televisione. Pronto? Pronto, buongiorno. ciao. Allora. Posso? Prego. Posso sparare? Ma vai, ne hai facoltà. Il paraculo del ministro degli interni doveva pararsi il culo con il ministero. Ma io quello che non mi va giù è il giornale che dice che Salvini ha detto che noi dovremmo andare ancora insieme a Berlusconi. Vabbè, ma il giornale di Berlusconi ormai è disperato. Senti, ho capito. Sono ignorante, questo lo so, però non se ne parla, perché Berlusconi continua a leccare il sedere lì, perché sennò va al gabbio. Capisci? Ho capito. Andrea? Ho capito. Ciao. Ciao, grazie. Pronto? Buongiorno, salve ancora, buongiorno a tutti, sono Mario, chiamo da Varese. A parte che quello lì di Vimercate veramente si sente una volta ogni tanto, ma... Vabbè, ma ormai ci fa ridere, cioè, ma chi si può arrabbiare con Luigi, dai? No, non mi arrabbio perché poverino, cioè come fai a arrabbiarti con un ebete? Ma no! Però dici, ma poverino, lui può essere solo di sinistra, quello lì può essere solo di sinistra, cioè uno stupido simile può essere solo di sinistra, sarebbe un peccato in un altro partito. Sai, io penso, scusami adesso, io non la penso come te su che lui è stupido, lui è intelligente, no? Ma si comporta da stupido, è diverso, perché per fare queste cose qua un'intelligenza ci vuole però, non è stupido, vada bene, lui si comporta da stupido, ha idee non condivisibili, ma stupido non è. No, ma secondo me quando viene fuori qualcosa di intelligente da lui è perché glielo suggerisce qualcun altro, non è roba sua. Dai, comunque, una cosa veramente mi è piaciuta, capisco poco di politica, io seguo la Lega, dico la verità, e mi piacciono le idee della Lega, seguo perché secondo me va bene per tutti noi, almeno per me sicuramente. Mi è piaciuta la votazione di questo pseudo Presidente della Repubblica, che io non ho ancora capito cosa ci serve a noi, uno che costi così tanto che non serve a niente, non serve a un cazzo. Mettere un cartellone era la stessa cosa, anzi, forse lo tiravi via. Ma non l'ha votato nessuno all'ultimo momento, l'hanno votato tutti e poi viene fuori no perché abbiamo pensato, no perché avete pensato che sennò mollavate il cadregone. Cioè, ma qual è la realtà? È quella, ma perché prendere per il culo la gente? Non capisco. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie, condivido. Pronto? Ciao, sono Massimiliano Bellusco. Prego Massimiliano. Quindi, Doris diga, andate via però te dici no, perché tu sei già passato con Sell, con Vendola, l'hai detto tu alla radio, no? Per cui andare via rientra nel tuo DNA. Aspetta un attimo. Per quanto riguarda invece il Presidente della Repubblica, no? Diciamo che dalla Lombardia non è mai stato fatto nessuno, per cui noi siamo sempre quelli che pagano, però poi alla fine non contiamo niente. Padania libera. Grazie. Prendiamo un'altra telefonata, però io voglio dire, perché se no non ci capiamo. Allora, l'argomento del giorno è tutto quel che volete, ma non è Luigi da Vimercate, per cui evitiamo, perché se no li abbiamo vinti, insomma. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giusy di Varese. Io volevo parlare, ma il nuovo presidente che viene dalla Sicilia, che da 70 anni ci sta succhiando il sangue, oltre che a praticamente tenersi tutte le sue risorse, tutti questi parlamentari siciliani che ieri ho visto da Vespa esaltati perché è il loro presidente, eccetera, eccetera, ma non hanno mai fatto nulla per cercare di far rientrare nei ranghi la Sicilia. Ma allora di che cosa parliamo? Cosa dobbiamo aspettarci? Primo,
Secondo luogo, questo presidente che ha detto che l'Italia è una indivisibile, che la questione settentrionale non esiste, io, visto che lui è un costituzionalista, gli leggo l'articolo 5, che è veloce. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, altro che modificare il titolo quinto della Costituzione. Questo articolo l'hanno scritto i padri costituenti, quindi bisogna attaccarsi a questo articolo. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno, pronto? Pronto, buongiorno. Sono Francesca di Varese. Prego, Francesca. Senta, vorrei sapere, mi ricordo quando è successo che la compagna di Salvini doveva essere assunta in regione, tutti i giornali si erano messi di mezzo contro la Lega, ma come mai nessuno parla del fratello Antonino di Mattarella? Tutti parlano del fratello Piersante, ma nessuno parla del fratello Antonino, nemmeno in internet dicono che esiste questo fratello Antonino. Come mai che era colluso con la mafia è stato tolto dall'albo degli avvocati? Parlatene un pochino anche, da che famiglia arriva. Sì, grazie. No, allora, proprio adesso è arrivato, qualche minuto fa in realtà, ma aspettavo per leggere gli SMS, è arrivato proprio Mattarella Antonio, quelli della Magliana e forse il fratello di Sergio, chiede Alberto. Io non lo so, nel senso, francamente, non è che io non mi tiro mai indietro, non lo so, non mi interesso di Magliane, di democristiani, li subisco purtroppo, cerco di non subirli quantomeno, e andate su internet e vedete, probabilmente sì, non lo so, quindi non posso dire una cosa che non so, mi spiace, se qualcuno sa qualcosa lo dica. Grazie. Pronto? Pronto, buona Padania, sono Giorgio. Senti, volevo dire questo, mi aspetto da questo Presidente, se vuole essere diverso da quello di prima, che stabilisca una forte riduzione delle spese per la gestione della sua posizione. Il Presidente della Repubblica ci costa tantissimo, è uno spreco di soldi e di energie, per cui credo che se dobbiamo ricrederci sulla funzione del Presidente di questa Italia, lui la prima cosa che deve fare deve ridurre le spese, deve costare di meno, insomma. Però quello che io volevo anche dire, spero che noi si possa ripresentare quelle che possono essere le richieste del popolo padano, che è vedere di dare una mano a chi ha degli handicap, vedere di dare una mano a chi chiaramente non ha un lavoro, vedere di dare una mano a tutte quelle persone, sono tante da noi, che vivono una situazione veramente molto molto critica. Questo è fare politica, aiutare il cittadino debole e sviluppare il pensiero per il lavoro ed essere esempio verso tutti quelli che in effetti a noi non pensano. La sinistra sta chiacchierando come pochi, questo signore è una cosa, parlo di Renzi ovviamente, è una bugia fatta realtà, per cui spero che Salvini possa imporre il pensiero e aiutare gli altri a capire. Buona Padania. Grazie. Leggo un SMS che è arrivato: a quanto rinunciano i parlamentari, i consiglieri della Lega, chiede Claudio. Allora i consiglieri della Lega e parlamentari a tutti i livelli versano il 20% di quel che percepiscono con la politica, lo versano al movimento per non dover dipendere da finanziamenti eccetera, anche da cose occulte, come purtroppo poi si vede come sono alimentati i partiti che hanno mangiato, che hanno approfittato della boffata Roma Capitale, l'IPR, eccetera. Ecco, prima cosa. Seconda cosa, la Lega è stato l'unico partito che ha dato i soldi per un comune che era stato distrutto dall'alluvione, il comune di Bondeno, e ha dato i soldi della Lega, delle casse della Lega, e qualcuno ha detto avete fatto il vostro dovere, vuol dire che tutti gli altri non hanno fatto il loro dovere, compreso quelli del Movimento 5 Stelle. E poi ribadisco, il Movimento 5 Stelle ad esempio non versa un euro, non si priva un euro di quello che guadagna, tutto va nelle tasche di loro signori, per beneficenza non danno niente. Questo è tanto un dato di fatto. Io ho chiesto alla rappresentante del Movimento 5 Stelle di rinunciare a qualche gettone presenza, come ho fatto io, a favore delle persone meno agiate, e ho ricevuto un bel no.
cara Claudia. Pronto? Sono io? Prego. Angelo, provincia di Milano. Due cose molto veloci. Sì, l'ex avvocato Antonino è esattamente il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. Secondo, volevo semplicemente accennare a quello che è successo ieri a Porta, dove Salvini ha discusso con quel bravissimo Alfano, che naturalmente sempre compito, sempre tranquillo, quando si è sentito in una situazione esattamente pesante, ha assalito letteralmente Salvini, quando gli ha detto che stava lì e ha votato questo presidente per la cadrega, come si dice a Milano. Sì. Per cui insomma il signor Alfano ha dimostrato esattamente quello che è un attaccato alla cadrega. Buongiorno, buona Padania a tutti. Grazie anche a te. Pronto? Pronto, buongiorno ancora da Torino. Prego. Io volevo cambiare leggermente il discorso, volevo chiarirmi un concetto. Dunque, dato per scontato che nell'Italia del Nord i matrimoni civili superano in numero i matrimoni religiosi, volevo capire, la Lega vuole combattere l'Islam, che è una superstizione, con un'altra superstizione che è il cristianesimo? Vuole cioè curare una ferita infetta da pus con il pus di un'altra ferita? O viceversa vuole combattere una superstizione non con un'altra superstizione, ma con la razionalità, con la ragione, eccetera, eccetera. Cioè la Lega vuole combattere l'Islam con quelle che se ne hanno passin, con gli amanti che hanno tra le chiappe, sono le bigotte, passa con altri sistemi, perché così se noi contrapponiamo il cristianesimo all'Islam, non facciamo altro che legittimarlo. Noi, se contrapponiamo una superstizione ad un'altra superstizione, legittimiamo l'altra superstizione. Va bene. Allora, le religioni si combattono con la ragione. D'accordo, grazie. Io non voglio disquisire di religione, per quanto mi riguarda io sono cristiano e non voglio discutere di religione perché non è il luogo adatto, questo, il consesso adatto, la trasmissione adatta. Se quando si vorrà fare una trasmissione sulle religioni, io personalmente dirò la mia, che l'opinione di 1 su 10.000 militanti della Lega Nord. Grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Massimo, grazie della rassegna stampa, che è sempre bravo, è sempre una buona rassegna stampa, soprattutto con uno spirito critico alla Giuliano. Senti, in ogni modo, guarda, che importanza ha Mastella, è uno che comanda una zattera che sta affondando. Noi andiamo avanti con la nostra strada, che noi sappiamo come far raddrizzare. Quello lì comanda tutti quelli che ci vogliono andare a fondo, praticamente. E in ogni caso Salvini vada sulla sua strada, perché non è sicuramente un personaggio, un Presidente della Repubblica così, che è eletto da un altro, che sta facendo affondare la zattera. Per cui andiamo avanti così e forza a tutti e bravo te nei tuoi commenti. Grazie. Grazie. Prendiamo la telefonata. Pronto, signor Andrea? Sì, pronto, buongiorno. Basta Andrea senza il signore. Senta, stamattina una signora che mi sfugge il nome, del PD, ha dichiarato che Salvini si vede un po' troppo in televisione e comincia a stancare, lei l'ha detto, e poi non ci si può fidanzare in televisione. Certo. Io non so che cosa abbia voluto dire, me lo spiega lei? Non lo so, io la ringrazio signora, come dire, apprezzo così il suo intervento, però io non sono neanche fidanzato, né in televisione, né in radio, né sui giornali, nella vita privata, non saprei cosa dirle. Lei sì, va bene, pronto? Buongiorno. Io ne parlo per la prima volta, perché io di solito dalle 6 alle 7 sento Sammy Varin. Sì. Di tutto mi chiamo Carla di Gavirate. Mi complimento per la sua disponibilità e per la sua chiarezza. Voglio dire, Mattarello lo chiamo, quello che l'hanno eletta, capito? Ci vuole un Mattarello. Io sto qui un Mattarello che ha 100 anni, è di mia nonna. Lo darà in testa a Caro Renzi e il signor Alfano, la capì? Grazie, buongiorno, pronto?
Sì, pronto, buongiorno ancora. Voilà. Intanto un inciso, si chiama Mattarella, non Mastella, perché vedo che sì, ma vabbè, ma purtroppo devo capire anche chi si sbaglia perché la radice è uguale, però il nome è sostanzialmente diverso. Seconda cosa, ieri il primo atto di questo qua che Marco Travaglio ha definito coniglio bianco su sfondo bianco, ovvero l'uomo inutile buono per tutte le stagioni, è stato andare alle Fosse Ardeatine. Mi è venuto stupore, perché ho detto vuoi vedere che si fa tumulare direttamente. Ciao. Ciao, grazie. Ancora una chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io telefono da Torino. Devo dire una cosa, io ho sempre votato Lega e continuerò a votare Lega, però mi sembra un po' strana la cosa, qui andiamo avanti, le cose, la sinistra fa tutto quello che vuole e noi non risolviamo niente. Io dico una cosa, a me mi piace quel ragazzo Salvini, mi piace perché si dà da fare non in 4 ma in 10 si dà da fare quel ragazzo, però trovo che è troppo nella televisione, nelle radio, è troppo, non vorrei che ci prendessero in giro, tanto dici questo qui parla e non risolve niente, perché la definitiva è così, qui si parla e noi non risolviamo niente, i leghisti parlano al telefono e non fa nient'altro, quando è ora non si vedono, gente che quando si va in piazza ci dovrebbe essere ma minimo 1 milione, e invece no, non ci siamo, andiamo a 200, 300, quando siamo in tanti. E il problema è quello, mi preoccupa Salvini, che è troppo nella radio e troppo nella televisione. Grazie, ti rispondo. Beh, guarda, prima ci lamentavamo perché non c'eravamo mai, adesso ci lamentiamo perché Salvini è troppo. Secondo me Salvini e i leghisti tutti, quelli che riescono, fanno bene andare in televisione. Io sono contento quando mi chiama Tele Lombardia, quando mi chiama Telenova o quando mi chiamano, insomma, perché porto il verbo leghista, dico l'opinione della Lega Nord, non l'opinione di Andrea Ancona, quindi sono contento e spero di far aumentare i consensi. Il regista mi fa segno della pubblicità, però subito dopo la pubblicità mi fai leggere gli SMS. Scopri l'Asia con Lidl e i prodotti Vitasia. Dal 2 febbraio fatti tentare dai sapori della cucina orientale. Ad esempio, piatti pronti all'indonesiana 750 grammi a €1,99 e mazzancolle tropicali impanate 250 grammi a €3,99. Lidl, anch'io. Perché aspettare un last minute se ti conviene prenotare ora? Scegli subito, scegli Costa Crociere. Prenota entro il 15 febbraio la tua settimana di vacanza e avrai fino a €250 di sconto. Potrai scoprire il Mediterraneo più bello, assaporare la migliore cucina italiana, assistere a spettacoli unici e goderti l'inconfondibile ospitalità Costa. Tutto a partire da soli €479 a persona. Per condizioni e limitazioni vai in agenzia di viaggio su costacrociere.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Salve
Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ed eccoci tornati in diretta, Andrea Ancona al microfono e Giulio Cesare Carnelli in regia. Potete chiamarci facendolo 02 66 20 35 29 oppure scrivergli sms al 346 642 7756. E leggo un po' di sms. Gio da Varese dice: Andrea sicuramente prenderà, riferito a Mattarella, lo stipendio da magistrato o pensionato, e adesso gli verrà corrisposto anche lo stipendio a capo dello Stato. Mi puoi dire come verrà risolto questo impasto o ubriacatura da euro, non usacci? Luigi Del Mercato con questo intervento ha dimostrato quello che pensavo, va bene. E poi andiamo avanti. Renzi e Berlusconi si sono parati il culo dai guai giudiziari. E poi complimenti, ammirevole qualità della conduzione degli interventi, sempre con grande stima Juan Padan, troppo buono Juan Padan. E poi ancora altro sms: avete visto la reazione del direttore del Sole 24 Ore con Salvini? Pazzesco, ci scrive Francesco. E poi ancora Bemus Dux Prefectorum Tandem Gaudium Populi, si chiede Gerardo. E poi vediamo se c'è qualche altro che è arrivato in extremis. Prima di prendere le telefonate, prendiamo le telefonate, perché qua c'è il regista che mi fa segno di vittoria o di due telefonate. Pronto? Sì, ciao, Giuseppe da Milano. Ciao Giuseppe. Non faccio altri complimenti perché altrimenti non ti avrei chiamato, no? Senti, allora, due cose. Salvini giustamente in televisione deve portare anche qualcuno che ogni tanto lo sostituisca, perché anche per prendere fiato lui. Comunque va bene la Lega in televisione. Anzi, non sarebbe male che Libero di Feltri desse a pagamento o meno 2 pagine giornaliere dove dà voce proprio alla Lega. 2 pagine, poi così si va in edicola senza spendere molti soldi. Un'altra cosa, Salvini sarebbe bene che dicesse che il signor Renzi è andato su nominato da Napolitano, ma non l'hanno votato gli italiani. Questo vuol stare su fino al 2019. Questa è democrazia sospesa, se non addirittura un colpo di Stato. Non sarebbe bene, anche perché tutto sommato non sta facendo niente. La riforma elettorale 8 mesi non l'hanno ancora fatta. Le province le ha riformate, sì, in che maniera? 20.000 persone le scarica alle regioni, trasferimento di costi da un posto all'altro. Secondo me è l'unica strada per dimezzare il debito pubblico, se no non andiamo da nessuna parte, né con l'Europa né fuori dall'Europa, è quello di fare il federalismo e l'autonomia, dove ogni governatore si fa carico del suo debito. L'unica maniera per uscirne è questa. Ti ringrazio, ciao. Grazie. Un sms dice: a Bruxelles quando ci va, si è riferito a Matteo Salvini, ma se è fra la più alta percentuale di presenze a Bruxelles, evidentemente ci sarà i giorni che ci deve andare. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire, Salvini non si tocca. Salvini è una grande persona per la Lega, è quello che vede che va anche al governo. Io mi auguro di vederlo presto al governo, che sia lui a dirigere l'Alta Italia. Grazie. Grazie mille. Guarda, in effetti è meno male che Salvini va in televisione, altrimenti non saremo al 12%. Clara da Sondrio, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io volevo dire una cosa. Intanto Salvini deve andare in televisione, lui o qualche altro della Lega, perché siamo l'opposizione e ci deve essere anche qualcuno all'opposizione, dato che sono tutti al governo.
E secondo volevo dire una cosa, ma questa lo dico personale, non so se mi capisce i miei leghisti. Io parlo del Presidente della Repubblica. Io vedendolo così, per me non vado a cercare a inviare indietro parenti e non parenti. Come persona per adesso mi piace, mi dà un senso di serietà e poi lasciamo lavorare. Non è detto che magari la persona che c'è su non si può giudicare subito, e se proprio è una persona per bene guarderà e non parlerà male degli altri. Io, per me mi va questa persona al momento, quindi non sboccacciamo prima del tempo, leghisti. Dai, buona Padania. Grazie. I gusti non si discutono, signora. Pronto? Sono Daniele, devo fare 2 appunti. Uno, la signora dice che le piace Mattarella, ma Mattarella ha bocciato il referendum della Lega, faceva parte anche lui della consulta. E poi della vecchia DC, Renzi non doveva rottamare, ma cosa ha fatto? Ha recuperato la vecchia Repubblica? Ovvio. Poi terza cosa, adesso la Grecia, che ha vinto con l'estrema sinistra i centri sociali, ha aumentato le pensioni sociali, ha tolto la tassa sulla prima casa, viene qua col cappello in mano da Renzi e oltre i 40.000 miliardi che gli abbiamo dato gli dobbiamo dare altri soldi a fondo perduto, perché Renzi glieli dà, è garantito, perché è del suo partito, sono del suo partito. Ragazzi, cerchiamo di ostacolarlo in qualche modo, perché qui vuol dire altre tasse per noi, altre tasse. Certo. La gente non ha memoria, a quanto pare. Piace Mattarella, complimenti, un altro magistrato, non ne abbiamo sufficienza. Grazie ancora. Mi scusi se ogni tanto mi sfogo con lei. No, ma lei fa benissimo, guardi, la radio è di tutti e la radio è soprattutto vostra, anzi è soltanto vostra, non è mia. Pronto? Pronto, buongiorno signor Ancona, buongiorno a tutti, sono Antonella. E condivido quello che ha detto questo signore. Ci aggiungo un'altra cosa che ho sentito ieri alla televisione, che una volta eletto Mattarella i deputati siciliani erano tutti contenti e rientrando in Montecitorio hanno detto bene, adesso è ora di riaprire la questione meridionale. Mi sono cadute le braccia, mi sono sentita veramente, cioè questi qua pensano di rifare come si chiamava, la Cassa del Mezzogiorno. Comunque hanno quelle intenzioni evidentemente, i signori deputati meridionali siciliani. Ecco, c'è questo pericolo anche, volevo dirvelo, grazie. Certo, grazie, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Sergio. Prego Sergio. Padania libera e secessione. Prego. Anche io sono d'accordo con la signora che ha chiamato prima, le ultime due, l'altra, quella che ha detto Padania libera, poi piace Mattarella, cioè, ma incredibile, cioè, o guarda la televisione e ha visto che l'ha fatto santo come ieri sera. Io guardo un momentino Salvini sul primo, ma è una cosa veramente, le trasmissioni anche l'altra volta sono trasmissioni ma incredibili, cioè, penso che abbiamo i giornalisti peggiori del mondo noi, o dell'universo, come dico io. Penso che in nessun'altra parte al mondo abbiamo giornalisti così, che leccano in un modo incredibile, cioè una cosa ai potenti, è una cosa che non penso che ne capiti in nessun'altra parte del mondo, cose del genere, perché così siamo anche nell'Unione Sovietica italiota, io la chiamo questa qui, ma è incredibile, non è possibile. Mattarella è diventato santo, hai sentito che è diventato santo? Certo. Va bene. Santo, ma... Va bene, grazie. Pronto? Buongiorno. Sono da Sanremo. Prego. Volevo dire a quei due signori, l'uomo e la donna, che hanno detto che Salvini va sempre in televisione, per me ci deve andare ancora di più, perché loro non sono della Lega, sono gelosi che Salvini va in televisione e si fa conoscere e vogliono che lui stia dietro. Invece Salvini deve andare quando lo chiamano. Deve andare prima perché le televisioni fanno audience quando c'è Salvini, e poi è l'unico oppositore. Le 5 Stelle vanno sempre in televisione e non gli dicono niente, ce l'hanno con la Lega perché viva grande. Grazie mille. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Buona di Scorcè. E come non essere d'accordo?
comunque tutto questo da farsi è stato già destinato che era Mattarella che doveva andare là, è normalissimo, guardate, perché un democristiano che ha cambiato tante poltrone e adesso sta con la sinistra, ma cosa ci aspettavamo? Lui la prima cosa che vuole fare è foraggiare il meridione, perché questo è il pensiero, mettere a posto i suoi concittadini. Questo l'ho sentito proprio ieri. Io, guardate, non leggo più neanche il giornale, perché è nervoso in corpo. Ma perché fare tanto, lavorare tanto, per non avere mai niente in cambio da questa gente qua? Questa gente non cambierà mai, sono dei dittatori. Le sinistre che vincano o che perdano, loro comandano sempre, hanno il potere. Scusi, posso fargli una domanda? Prego. Perché i comunisti, le sinistre, quelle che sono, io li chiamo comunisti, perché sono una razza di comunisti talmente insulsi che proprio li odio, come fanno, anche se perdono, loro vincono sempre, cioè sono sempre al potere, ma perché gli italiani non aprono più gli occhi? Ma è possibile che non capiscono che almeno provare a votare Lega e darle almeno la maggioranza una volta nella vita? Provate, signori, provate a votare Lega, almeno una volta, non muore nessuno, peggio di così. Vi ringrazio. Grazie. Scusi, abbiamo altre telefonate in attesa, per questo che a un certo punto devo tagliare purtroppo. Pronto? Sì, buongiorno, sono Stefano. Prego Stefano. Dunque io sono convinto che vadano bene le manifestazioni tipo quelle organizzate per il 28, però bisogna dare, secondo me, un segnale più forte. Un segnale più forte sarebbe quello di togliere tutti assieme un dato giorno, quello che si può dalle banche. 1.000 euro, 500 euro, 200 euro, ognuno quello che può. Questo sarebbe un segnale forte che farebbe tremare tutti. Grazie. Grazie, un'idea. Pronto? Pronto? Mi senti? Sì, prego. Padania Libera e Secessione dalla Brianza. Ascolta, io spero bene che Mattarella riapra la questione meridionale, perché 200.000 miliardi di lire, ovvero 100 miliardi di euro, che la Padania tutti gli anni butta nel cesso per mandarli al sud, sarebbe ora di capire in 150 anni cosa è stato fatto. E poi volevo sapere perché è stato fatto in Veneto non un referendum, una consultazione se si sapeva già che non sarebbe passata. Ti ascolto per radio. Sì, no, non ho notizia. Volevo leggere velocemente un sms prima di prendere la telefonata. Mattarella, pur essendo eletto da quel figlio di Merkel, ha evitato di farci ritornare quell'amato che ci aveva prosciugato i nostri conti correnti del passato, che Silvio voleva fare eleggere al posto del nuovo presidente. S. Mattarella, forse fra i due speriamo abbiano evitato il peggio del peggio, ma Meri di Vicenza e poi Salvini deve essere presente in televisione, è diretto e chiaro, per questo può dar fastidio a chi non la pensa come la Lega Nord. Quello che contano in Parlamento sono i numeri, quindi cerchiamo alle prossime elezioni di votare la Lega Nord per poter far passare le nostre proposte. Salute a tutti gli ascoltatori. Pronto? 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 Sì, Andrea? Sì, prego. Ciao, ascolta, sono Antonio da Cagliari. Prego, ma Antonio. Questo dottor Pagani che telefona sempre a Radio Padania, sì, facendosi vedere che è un leghista, ma non è vero, è renziano quell'uomo lì, fa la finta di essere leghista, guarda. Capito? Sì, Questo sì. dottor Pagani che sempre telefona contro gli altri, e invece non è leghista quest'uomo. No, hai ragione, è iperleghista. So che stavi scherzando. Dai, Andrea, ci siamo salvati per un pelo di avere un indemoniato al Quirinale. 3-6 di fila corrispondono al segno, 3-6 di fila corrispondono al segno demoniaco. Ma guarda, il demonio, come si dice, è fuori, non mi appartiene, non è una cosa che mi interessa. Grazie. Pronto? Pronto? Padania è sempre più libera. Io invece sono molto arrabbiata. Io il Presidente della Repubblica lo voglio eleggere io. Loro si stanno prendendo per i fondelli, fanno l'inciucciamento tra loro. Quando decidono di fare una cosa la decidono loro. Io voglio essere io a eleggere il Presidente e spero che tutta l'Italia sia d'accordo con me. Sono veramente arrabbiata, è un inciuccio che fa schifo.
Ecco, Padania Libera. Grazie, grazie. Pronto? Pronto, Luisa di Varese. Prego Luisa. Allora, io penso che questo sia il meno peggio. Ma tutta quella gioia che hanno avuto i sinistri se ne accorgeranno, perché secondo me questa persona non è uno che si può far su come precedente, non è come quello, secondo me è una persona più retta, perciò ne vedremo delle belle, ne sono convinta. Va bene. Bye bye. Saluti. E adesso uno spezzone della trasmissione porta a porta di ieri. Rimanete soli, magari con Fratelli d'Italia e basta, su una vostra battaglia solitaria, o cercherete un'aggregazione di nuovo almeno con Forza Italia? Ma noi cerchiamo di rimanere sulla Terra, sul pianeta Terra. Guardi, io ho seguito per un'ora come un telespettatore. La Sicilia ha tantissimi uomini al potere, Presidenti della Repubblica, Presidenti del Senato, Ministri dell'Interno. L'anno scorso è stato il record storico di disoccupazione per la Sicilia, con un'agricoltura in ginocchio anche grazie alle regole europee. Ieri l'Unione Europea ha rinnovato le sanzioni contro la Russia, che costeranno agli imprenditori italiani altri 2 miliardi di euro di danni di mancate esportazioni. Ho sentito il direttore del giornale Confindustria difendere l'euro capovolgendo la realtà, perché il caso svizzero è il classico esempio che una moneta sopravvalutata danneggia l'economia e quindi l'euro è una moneta sbagliata. Mi spiace che il giornale economico per eccellenza prenda in giro i suoi lettori in maniera come questa. Mattarella è persona degnissima, abbiamo scoperto chi gli taglia i capelli, va in giro con la Panda. Ricordiamo sottovoce che, come tutti gli altri giudici della Corte Costituzionale, più di 420.000 euro all'anno. Questo è. Quindi in questa ora mi sono reso conto che forse c'è una politica e un giornalismo che stanno su un pianeta e c'è la gente normale che sta dall'altra. Con Forza Italia cosa faremo? Se sosterrà ancora Renzi, niente. Questo governo ha triplicato le tasse sulle partite IVA che stanno nel regime dei minimi, ha raddoppiato l'IVA sul pellet da riscaldamento, ha raddoppiato la tassazione sui fondi pensione, ha aumentato le tasse sui risparmi in banca. Noi abbiamo una visione di vita completamente diversa. Io sfido Renzi a fare un confronto sulle tasse. Noi abbiamo presentato una proposta di IRPEF unica per tutti al 15%. Non mi interessano i franchi tiratori, cosa ha fatto questo, cosa ha fatto quello. Chiudo con un accenno a uno dei titoli che ho letto, Uniti contro il terrore. Uniti contro il terrore. Io ho l'Espresso di questa settimana, quindi non un giornale leghista, ha questo servizio: 100.000 immigrati sbarcati e spariti là. Ora io come italiano, come papà, come cittadino, come uomo che prende la metropolitana, come faccio a stare tranquillo in un paese dove sono sbarcate 170.000 persone, di cui 100.000 sono nelle considerazioni che mi sono venute durante questa ora, e io come Lega penso di essere solo in Parlamento ma insieme a tanta gente in Italia. Grazie. Salvini, sui 100.000 vuole rispondere si è concluso un anno nel quale i reati sono diminuiti del 7,7%, la disoccupazione è aumentata anche nel Veneto governato dalla Lega. Noi abbiamo un dato sul terrorismo che ci dice che nessun paese è a rischio zero, ma che noi abbiamo fatto un ottimo lavoro in Italia, e la ricetta di Salvini e dei partiti a lui collegati è quella sostanzialmente di rendere l'Italia più sola e più insicura, chiudere i rapporti con gli altri paesi, 100.000 persone sparite. Chiudere le 100.000 persone sparite, è un buon lavoro. Scambio di informazioni. Ma lei chi pensa di prendere in giro? Il meccanismo 100.000 clandestini spariti. Per favore, Salvini, che immagina Salvini è un meccanismo che renderebbe l'Italia più sola e più insicura, perché lui vuole che contro i terroristi e dai terroristi noi non ci difendiamo insieme agli altri paesi europei, ma vuole che usciamo dall'Europa e ci difendiamo da soli. Sarebbe una fregatura e sarebbe un popolo e un paese molto più insicuro, perché la ricetta della Lega prevede di uscire dall'Europa, e se noi usciamo dall'Europa facciamo un favore ai terroristi. Questa è la verità, se le parole e le opinioni politiche hanno un peso. Quindi se noi scherziamo, caro Salvini, scherziamo, ma se tu vuoi uscire dall'Europa facciamo un favore ai terroristi. Odio il regista che mi ha fatto sentire
questo sedicente ministro. Adesso andiamo avanti perché c'è il confronto con il direttore del Sole 24 Ore, se non vado errato. Eccoci qua. Mamma mia! Oh, ma è nervoso. Ma no, sono qua che ti ascolto da 3/4 d'ora. Sono nervoso, sì, perché se un ministro dell'interno mi dice che è contento, se sono sbarcate 170.000 persone, di cui 100.000 sono sparite, io sono nervoso, sì. Detto questo, il governo aiuta i grandi imprenditori? Sì, l'ha detto. Il governo aiuta i Marchionne, aiuta gli Squinzi, aiuta Confindustria. Il piccolo problema dell'Italia è che il 90% degli imprenditori italiani non hanno migliaia di dipendenti e magari ne hanno uno o magari lavorano da soli. E vale anche per loro. E per ironia della sorte, chi lavora da solo quest'anno paga di più. Vale anche per Quindi loro. avete aiutato i grandi, avete dato gli 80 euro a chi già lavora, fregandosene degli artigiani, dei pensionati, dei disoccupati, degli esodati. Voi avete scelto intelligentemente di appoggiarvi ai più forti. Peccato che in Italia i più forti siano pochi. Vorrei capire cosa ha fatto la Lega quando ha governato questo paese sulle tasse. Bene, ti posso dare un dato? Sì. Disoccupazione nel 2011. Sì, vi ricordate quando c'era il disastro, la Lega al governo, lo spread? C'era il lo tasso spread? di disoccupazione. Posso rispondere? Il tasso di disoccupazione 3 anni fa, prima che arrivasse il genio di Monti e poi Letta e poi Renzi, era all'8,9%. Oggi, dopo 3 governi di geni di Salva Italia, è al 12,9%. Cioè si è quasi raddoppiata. Questi sono i numeri del vostro fallimento economico. Vorrei dare un'altra notizia stasera a Salvini. Il Veneto, governato dalla Lega, ha visto aumentare la disoccupazione esattamente come il resto d'Italia. Quindi tu non fai differenza. Dove governi tu succede la stessa cosa. Allora, siamo andati a Musco a sentire con Andrea Tinari, che è stato un uomo che dopo il delitto Mattarella dell'80 piano piano ha convinto Sergio Mattarella a volato per cercare la voce di parlare. Io devo rispondere a Salvini perché un numero così impressionante di sciocchezze francamente mi capita raramente di ascoltare. Questo che parla è il direttore del Sole 24 Ore. Quindi, siccome la Svizzera è anche vicino, può andare a interpellare gli industriali svizzeri e anche i tanti industriali italiani che in questi anni hanno delocalizzato in Svizzera, per rendersi conto, così molto semplicemente, che cosa significa essere stati costretti a sganciarsi dall'euro in vista di una grande iniezione di liquidità, in vista cioè del bazooka di Draghi. Cioè quando un franco, una moneta, si rivaluta del 25-30%, per l'industria e per le esportazioni dell'industria svizzera e dell'industria italiana delocalizzata in Svizzera ci sono conseguenze terribili. Appunto, quindi, a noi succederebbe il contrario. A noi succederebbe il contrario. Allora può semplicemente vedere quello che succede in Grecia. Ora basta di dire fesserie. C'è un limite a tutto. Lei come la si Grecia permette? è un paese Succederebbe esattamente il contrario. In Grecia ci finiamo se seguiamo le sue ricette. Lasci completare Napoletano, per favore. Non è ancora uscita dall'euro. Il primo ministro greco ripete che non uscirà dall'euro. Bene, i titoli pubblici greci sono arrivati a livelli del 19%. C'è una fuga di depositi. Attenzione. Ma noi non siamo la Grecia. C'è una sola cosa vera che ha detto Salvini e sono pronto a raccogliere. Massacrate dal suo ego. Parlo delle aziende. Allora, l'economia e le imprese come la conosco io non accetta lezioni da lei. Chiaro? Allora, la sola cosa di Salvini... Io sapete qual è il tessuto e le sofferenze del tessuto artigiano, del tessuto commerciale, del tessuto imprenditoriale italiano. Quindi dobbiamo smetterla di dire fesserie. Dobbiamo smetterla. Va bene. Quindi... Eccoci tornato in diretta, purtroppo il regista voleva ascoltarsela tutta, io penso che la nostra incazzatura sia così tanto che era inutile. E prendiamo altre telefonate, siamo in chiusura. 02 66 20 35 29. Ci sono telefonate? Ecco qua. Pronto? Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Pronto? Sì, prego, parli. Pronto? Sì, grazie. Niente,
sono stato molto felice che non ho visto quelle sceneggiature. Sarei stato più felice se non lo sentivo neanche io, guarda, mi ha rovinato la giornata. Andrò via senza salutare il regista. È impossibile sentire quelle robe lì, è impossibile. Ti viene da vomitare. È una vergogna, una vergogna nazionale europea. Grazie. Grazie. Ancora una telefonata, due, poi chiudiamo? Mi fa il segno, prego. No, buongiorno, parlando prima, mi stavo parlando da sola al telefono. Dicevo, ma ad un certo punto viene il fegato a pezzi. Sì. Lo capite? Ma quando è che la gente che telefona, ma anche voi, lo capirete che Salvini è uno ed è da solo ed è attaccato da tutti? Bisogna per forza che si cerchi degli alleati, che si allei con qualcuno, che stia con lui. Certo. Ad un certo punto c'è solo sempre Salvini adesso che parla, non si sente più nessuno dal Veneto, non si sente più nessuno da nessuno. Ma cos'è? Questo ragazzo è lasciato lì da solo a farsi un fegato, non so come, va bene. E bisogna cercare degli alleati. Grazie. No, guardi, allora, l'occasione il 28 febbraio a Roma far sentire tutta la nostra forza e saremo in tanti. Le assicuro, signora, saremo in tanti, il 28 tanti meno uno, perché quando esco ammazzo il regista che mi ha fatto sentire quell'intervista lì. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Solo un consiglio per il grande Salvini, di non discutere con un cretino o dei cretini, perché ovviamente lo portano al loro livello e lo battono con l'esperienza. Per il resto è stato un grande ieri sera. Va bene, grazie mille. L'ultima telefonata, pronto? Pronto, buona Padania. Ma quelli del Veneto non riescono mai a prendere la linea, questa è la verità. Io in un giorno proverò 50 volte e adesso in coda ci sono riuscito. Niente, ho sentito quel urlatore da mercato del Sole 24 Ore che ha dato un'ampia dimostrazione di cosa vuol dire dittatura in Italia. Grazie mille, e noi ci dobbiamo salutare, ci risentiremo a Dio piacendo fra una settimana, dopo di me ci saranno i Giovani Padani, e Giovani Padani tutta Italia o di tutta Italia allora Giovani Padani, per cortesia mi leggete poi gli SMS che questo disgraziato di un regista mi ha fatto. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, grazie a tutti, a domenica prossima. Per fare la vera rivoluzione ci vuole forza.